Van life del prima mattina. Non ti racconterò di Cortina e della sua bellissima ciclabile, che poi è anche una pedonabile, in quanto l'ho già fatto. Può essere che scapperà qualche video, però non ti spiegherò nulla, in quanto appunto basta che cerchi sullo YouTube Cortina spazio puntine. Quello è Olfo, vedi tu. Questi sono i miei amici simpaticissimi, vengono dall'Inghilterra, hanno avuto un problema col radiatore lì a Valle di Cadore, taceva che gliel'hanno sistemato subito, altrimenti devono stare 3 giorni in camper. Olfo, step numero 1, bevo il caffè, Dio caro. No, non attivare le telecamere qua, no, il caffè. La Cortina, non ti si mi ha Ieso, Dio caro, io sa mai, hai panne tue? magari mi entra un fungo gigante nel furgone, che cazzo ne so. Io però, Dio caro, i ferri della volta, Dio caro, questi che tenea. Guarda che roba! È il percorso della salute questo qua, che adesso che l'altalena, dopo che il paio da camminare in piedi. Nota turistica, ragazzo, che ho spiegato anche a Olfo ma non capisce niente. Qui a Cortina, l'avevo già detto nei vecchi video, le piende vecchie qui sky, quindi cambio di una pinzatina, vabbè, cosa avuto che sia, Dio caro, sta là a guardare il pelino dell'uovo, e poi fate fare i regaetti, hai capito? Quindi anche Olfo, che era lì che si lamentava del suo Sven, vabbè, Olfo, arriva in camera dentro, ho capito, ma ha avuto un metal e il Van Life nuovo, ho capito, ma cioè te c'è l'Unimer, c'è un 4x4, non lo so, che mi fa cosire gli occhi, Dio caro. Vabbè, Olfo, dai, fioi, meno schizzignosi e raccogliere le occasioni che il mondo ti dà. Ah, a parte l'elicottero che le passa. Ma prova a fare la scena di quei dei trispotting, qui si fermea là in il binario del treno in mezzo al niente, chi guardava. Noi guardiamo le casette, e seconde casette disabitate. E tu ti mangiaschei a seconda casa qua. Guarda che le scritte Spy Experience. Anche qua fa l'experience, Dio caro. Tutti che fa l'experience. Sì, un po'. Fai un aperitivo? Che posti, Dio. Una carichetta, guarda. Là sì, si può sentarsi, tanto lì sarà dentro. Oh, veramente? Se uno va a cagare e fa wellness, cacca experience. benessere per sempre. Guarda ragazzo, se te porti via un paio di roller. Non manca l'ultima rampa che è un po' più in su, no? Finisce lì così. Sì, poi dopo saltava da là. E dopo si copava e russuava su. Qui sì. No, ma è bellissima sta cosa, perché noi stiamo andando come deficienti, perché è tutta discesa, se stai facendo chilometri e strachilometri, perché abbiamo detto scusa ci sono gli autobus, cosa dovevo andare là a rovinarci la giornata, e quindi andiamo finché non ci distruggiamo in discesa e poi c'è l'autobus. A parte le Ferrari che abbiamo visto, è appena passata la Street Fighter V4 Lamborghini, 165.000 euro di moto, contata, ragazzo. È ancora disponibile? È ancora disponibile contata. Con tuo telefono. Una pelle di vipera. Da dove viene la Nutella? Non solo. L'albero della Nutella, ma non credo. La Nutella, questa qua è. Ah. Panche panoramiche. Questa è l'area. E sopra là le panche panoramiche. Ah, ok. L'area 51, che è uno dei baretti dove fanno panini eccetera, ma mi sa che è chiuso, è sempre chiuso. Probabilmente l'unica ha bisogno di far skate, perché in qualsiasi periodo che mi arrivo trovo sempre sera. Chiuso. Apertura 9 luglio. Pigliatela anche tu come idea, lasci il camper a Cortina, vai in direzione Valle di Cadore, che praticamente è tutta discesa, e poi ritorni con l'autobus. Stai attento se lo fai di domenica, perché domenica non so se ci sono autobus, oggi è sabato. Ecco Olfo mentre cerca l'intimità, cioè che ogni video che si fa con Olfo è sempre di oppisare. Ecco qua ragazzo, che io ti parlo sempre delle tiny house, questa era più o meno la casetta dei miei sogni. Da lontano dicevo è troppo piccola perché il resto è tutta terrazza, ma anche no, perché se guardi è più grande del camper, in più hai quella specie di roba lì che puoi usare come letto, guarda che razza di mansarda enorme, e poi hai sta roba qua, che basterebbe farla alta 3 metri e sotto ti sta il camper. Ecco, questa sarebbe più o meno la casetta dei miei sogni, guarda. Fai il bagnetto, discoteca qua sì, l'angolo computer, balcone del bar. ma che balcone del bar, DJ, ma che DJ, ma che va a drogarsi, puttana, può essere, poi si droga, ma guarda con l'uscello là del torrente, vedi tu? Cosa? Ah, c'era un pene, infatti che pareva strano a Olfo che mi no, mi dice... sembrava strano che mi facesse qualche simbolo che ricordi il sesso che droga, sia femminile che maschile. Bello come baracchetta, ma è strano che non se la prenda qualcuno. Ma che bello, quella riva del torrente attaccato alla ciclabile, 10 metri alla ciclabile.
non male, anche per fare un chioschetto o qualcosa. San Clemente in California sarà un paesino. Oh, capivo, ma che non si vede sulla casa così. Ma la signora Bruna che ha scritto la sua ultima esperienza sessuale qua. Venuta, Venezia è venuta. Da qua quando è mescolata con l'acqua crea casino. Crea un fiume di acqua e detriti che si porta via tutto, piante. Che parla dei fiumi, dei detriti. Esatto. Sì, ma la roba assurda, la roba assurda è che comunque siamo in Veneto e non è un bar, cioè Cortina è sotto Belluno, Belluno in Veneto, cioè tutti sti chilometri senza un bar. Il bello di questi posti è che è ventilato quasi sempre. Io ogni volta che soffro il caldo vengo a Valle di Cadore e non a Cortina, perché Valle di Cadore è ancora più fresco di Cortina, è più ventilato ancora, però d'estate qua stai da Dio. Su stufo, cioè non so quanti chilometri, sì, cioè Esatto, del Sardo, si sotto le piante, guardi, lo capivo, ma guarda che bello. sì, cioè, beh, lo so, Guarda che bello! io nato, Ragazzi, no, tutti i bar chiusi, tutta fine per un Veneto morire da sedi. ma veramente? Anche perché col discorso dell'autobus si è fatto non so quanti chilometri, adesso il prossimo bar è fra 3 chilometri, che sparando si è aperto. Ah, che insingano anche l'influenza, quindi tutti i muscoli indolenziti e pertanto pausa. San Vito di Cadore, e ti assicuro ragazzo che camminare con la febbre e l'influenza è faticare il doppio. Erano le vecchie stazioni. Guarda che figata questo dove si è fatto la casetta, tanta roba, non si arriva a pifio, sembra bello ma in realtà è una tortura, Dio caro, non ne faccio più, porca miseria, lui contento, Dio caro, devo rivederlo con l'influenza, ah ragazzi tira basso, Dio caro, come vere e femmine, sa quella dell'Instagram che si attacca qua mano e te tironea a destra e a sinistra e te cava a forza centrifuga, tu capivo? Adesso aspetta che ho fatto l'Instagram. Ah sì, perché c'è comodissimo, c'è questo coso qua, è simpatico questo posticino qua, il matto, proviamo, dopo ti sapremo dire. Sì, era il mercatino tipico della Puglia e della Sicilia, non le vai? Attento se cerchi l'autobus, perché non è che devi trovare necessariamente la casetta piuttosto che il cartello autobus. Ci sono queste scritte giganti, giallo fastidio bus. Per carità, sarà che ho la mente un po' malata, ma per me, e forse anche per te, per quello dico dovresti provare, prendere i mezzi pubblici in un posto sconosciuto, come che a volte a Barcellona, che Saciota metropolitana se andai a vedere i posti a caso, è una cosa unica, non so perché, non so descrivertela, però è veramente bellissima come sensazione, quindi credo che anche tu debba provare questa experience. Cosa fai? Cioè lui pensa che fare pose sexy così si si ferma e fa che l'autostop, ma non funziona così, Dio caro. Sta qua dove che le ha scritto bus e aspettare l'autobus, dai. Guarda. No, non ci credo. Ti dà anche... Allora da Google Maps vedi l'autobus in tempo reale, dov'è? Tempo reale tra virgolette, ultimo aggiornamento un minuto fa. Noi siamo qua. Che figata. E quindi cosa arrivi fra mezz'ora? Tra 17 minuti. Vabbè. Se ha fatto qui sposi una volta, è proprio una bella camminata. Comunque Fioi, un consiglio che vi posso dare, una mia opinione, una mia presupposizione su come funzionano questi posti per i camperisti è che se sei a piedi ti consiglio una Cortina, hai molte più cose da vedere, è molto più appagante. Se invece sei in bicicletta allora no, ti consiglio piuttosto una Valle di Cadore che è molto più, come dire, rilassante, molto più tranquilla, però è comunque collegata alla ciclabile dove puoi visitare altri paesi, altre cose, altri sentieri. Se comunque l'olfo 12 km se ve mozzava a piedi, voglio dire, cioè no, penso anche più, non so. Quell'altra la tipa ha detto 20 km. Ho guardato su Google Maps, 10-12 km. Ah, no,
Secondo me aveva ragione la tipa, perché siccome ogni tratta tipo Dobbiaco Linz, Cortina Dobbiaco eccetera eccetera è di 50 km, Sento che fa male ai piedi. a parte che fa male i piedi, ma Anche nel ritorno è stato durissimo il ritorno. ho capito, ma Ho mancavano dovuto spendere 3 euro. di autobus, mancavano 25 km per arrivare a Valle di Cadore, quindi se mancavano 25 è ovvio che ne abbiamo fatti più di 20, se è 50 la tratta. Niente, le 24 ore sono passate, occhio. Ok, cambio rubinetto. Aspetta che vuoi fare la ripresa dall'Instagram. No, quale bus fare? Ma Vioca, ben però, tu visto? Dio Van Life, dai che ne fare l'aperitivo a Cortina con i fiori. Tanto vuoi sfoggiare a tazza di Van Life col CP. Guardate, se anche a sposare un cuore, poi a fare tante robe, andare con passi in bicicletta, andare in figa, andare in imbriagarsi, no, andare a sposarsi, Dio caro. Era amati. Dai che è venerdì! Si deve dormire. A parte che i Van Life, ricordate, l'area Van Life sempre qua da Drio vedi tu. Infatti loro ti in mezzo verte qua per far andare fuori scorese e poi veda un fiale l'ambiente della Van Life. Guarda che pure te ha vista Van Life di oltre, vedi tu? E l'Alto Rente, se ne abbia vista Van Life. Oh! Dio caro! E che ho il fotà, verge lì che cazzo del porteoni, non si fa così a Van Life. Cioè, sta a tenere verto, dopo te vieni scagotto, però vabbè. Oh! Anche sospensione dure, non si muove neanche. Oh, per la serie che ci vengo qua per prendere un po' di fresco, oggi è il 4 luglio, ci sono 15 gradi e per le 10 di sera ne sono previsti 12 gradi. Di che ho il fuoco che si muove, che so io staccarmi, so io annoiarmi, scommetto a te. Sì, con le squasse. Dovrebbe essere un concerto rock questa sera. Ora volevo portare, ti stai chiedendo che è costui è un tu, ti volevo portare a far vedere, e per ti intendo anche a Olfo, la cooperativa, che è una cosa insomma un pochino simbolica di Cortina. Dicono che era stata costruita a fine dell'800, è una sorta di centro commerciale, ora può apparire sì come un centro commerciale, una volta era un grosso negozio, diciamo. Dentro Olfo, bontesi dentro la cooperativa, adesso poi anche tornare fuori. Cioè, ti può contare che te ci sta, basta essere un negozio come che altri. Diciamo che adesso non dice niente in quanto siamo abituati ai centri commerciali, però una volta, un tempo, avere questo diciamo grande negozio che ti racchiudeva vestiti, alimenti, cioè di tutto, era il primo centro commerciale praticamente. Sono messi dei capusci. Sì, i capusci, no, le grandi hotel Savoia, le pa qui intolleranti là, no al glutine, ai latticini. Aspetta perché i fioi qua che interessa sta roba, se vuoi fare anche questa experience vai a mangiare la pizza là sulla terrazzina, così mentre tu mangi la tua pizza da poveri guardi i ricchi che si fanno l'aperitivo qua. Comunque abbiamo studiato che grammaticalmente parlando quello è un cane volgare, perché il cocker deriva da cock e cock è la parte gallo, ma significa anche la parte genitale maschile in un'interpretazione volgare, ok? Per non dir cazzo, che non si può dire così, che ne ascolta anche i tosatei. Sì, dopo dici che non ti porto mai a robe genuine, Dio cazzo. La seconda volta Vabbè, ma guarda che posto, ragazzi. Allora, se passate per Cortina Fioi, questo è uno dei miei posti preferiti, vengo sempre qua, si chiama Bartotto. Ci sono dei panini eccezionali e poi la vista, scusami, anche se sei in mezzo alla strada, ma la vista merita. E a sto chioschetto alla buona, ogni tanto fa anche musica dal vivo, ottimi prezzi, ottimo tutto, veramente, veramente tanta roba. Ottimo anche l'olfo. Sì. No, che cazzo cosa? Lo è imparito, Dio. Cosa ho fatto quella volta? Cioè, pensa a te che, so che sembra quasi una battuta, ma non è una battuta. Cioè, io la butto come battuta, ma è la verità. Cioè, io abito a Cortina. Poi mi rompi i coglioni perché le piante sgrandazzoni, sento che spuzza sotto il naso e quindi poi mi trasferisco all'altra parte. Ma oggi io abito a Cortina e anche ieri.
ma sparivo Wolfo, ah no, ero là, ma Dio caro, ma dica qualcosa, guarda che veramente avrà qualcosa a prostata, perché lui con i cameriere farà i giochetti l'acqua a prostata che magari non tutti sanno, ma a Cortina trovi tantissime api perché è ancora usanza nei ragazzi, soprattutto i giovanissimi, utilizzare questo storico mezzo di locomozione. Insomma, anche questo forse è della ragazza, quella che avevo visto, che avevo fatto il video, guarda che agli interni leopardati. Difficile che sia di... qua anche l'aria. Da me non c'aveva l'aria. Non aveva l'aria? No, gli avevo fatto lo stereo, quello sicuro. Però la mia era la cross con marchiato numero limitato. Aspetta, voglio documentare questa mia ignoranza, perché non c'è mai nulla di vergognare, di cui vergognarsi quando si è ignoranti, ossia quando non si sa le cose. Abbiamo notato che a Cortina, che per carità è un luogo famoso in tutto il mondo, come una villeggiatura, un luogo di villeggiatura a dir poco di lusso, ci sono tantissimi, ma veramente tantissimi alberghi abbandonati, sia in centro a Cortina che fuori dal centro di Cortina. E ci chiedevamo, ma scusa, come mai? Cioè, è tutta una Ferrari, una Porsche, prima è passata la Ducati Street Fighter, quella è la Lamborghini, che la trovi su subito a 165.000 euro, cioè sui negozi di Gucci, di Louis Vuitton, eccetera. Ho detto, ma come mai gli alberghi chiudono? Cioè, tu capivi, tu che sei tutti a fare la live come noi altri? Sì, vedi, le scarpe per andare bene al Chianti, vedi tu? Oddio, il negozio della Dainese, è che è più tutta roba da mountain bike, da downhill, enduro. Io sarei stato, guarda che bello, c'erano anche le felpe, peccato, questo sarebbe stato un negozio interessante secondo me da vedere. E sono sempre stato curioso, quello zaino che mi piaceva tantissimo, volevo sentire il peso, com'era. So che magari la maggior parte dei tu ste robe non vi interessa, però magari i motociclisti, no, cosa MV Agusta? È l'e-bike dell'MV questa? No, non era così brutta, perché ha scritto lei, se è scritta MV Agusta? Oddio, proprio questa invece? Le prospettive dell'appartamento. Non lo so, cioè mi sosadrio abitare a Cortina. No, vediamo quanto potrebbe costare. Ok, quindi quanti soldi abbiamo risparmiato facendo la van life qua? Ok. Allora, non è scritto niente, però io ricordo che una settimana in un appartamento a Cortina veniva dalle 5.000 alle 8.000 euro una settimana, quindi insomma noi siamo qua cioè almeno io da 3 giorni, quindi fai 5.000 a 7 giorni, cioè comunque un 2.000 euro me li sono risparmiati, cioè 2.000 euro che mi sono cresciuti in tasca praticamente facendo la van life. Svei 4 in matematica, Fioi, Sì, okay. Cioè, quanto costa, dico? Rispondetegli voi, perché non ci sono i prezzi? Cioè, fate delle domande, secondo te perché non ci sono i prezzi? Non so, devo fare delle Quando una cosa è eccessivamente cara non c'è mai il prezzo, nelle boutique di solito non c'è scritto il prezzo. Ma se io posso permettermi tutto, Ho capito, ma non te ne ciava del prezzo se te puoi permetterti tutto. Cioè, è volgare sapere il prezzo. Guardiamo. Insomma, tu che uno compra veramente sta roba, cioè no, che uno la compri ci credo, ma che la indossi, cioè, sono le auto laccianti. No, StockX lo conosco perché cioè 57.000 euro un paio di scarpe, cioè ma quanto sta andando a puttane questo mondo, Fioi, cioè veramente 57.000 euro un paio di scarpe di merda, tra l'altro. Sì, c'ha il tallone fuori da quello che è la suola. Veramente. Cioè, 57, allora acquista, sì. Premo. Sì, come il telefono tuo. Adesso, cioè, se Tite fosse ricco, no? Cioè, guarda qua, Valentino, Fendi, guarda che roba, con tutto il rispetto per gli amici omosessuali, che roba da reccioni, cioè non in senso reccioni omosessuali, da reccioni in senso reccioni. Cioè, se mi sono ricco, perché ho a comprarmi roba da reccioni? Lui è Joe. No, non riesco a capire, Dio caro, guarda che 4 strazze, Dio caro. Cioè, mio adesso è miliardario, per dopo dirottare il mio potere d'acquisto su ste strazze da pagliazzi. E che d'altronde secondo me è una cosa che ho imparato da ex titolari di lavoro, è che quando ti ammassa skei e non t'ha tempo per coltivare il buon gusto, non ti sappi come spenderli e ti vieni in aiuto i grandi marchi, nuove tendenze eccetera, che pensa loro a rifiate 4 stronzaie in cambio di skei. I Krafen, cos'è il nome sta robe? No, Volkswagen Krafen. Ma che Volkswagen Krafen? Ah sì, i Krampus, quelli dei crampi. Mi ricordevi infatti i Krauti.
Van Life Fioi, mamma mia quanti camper che c'erano in giro, non ti dico. Taci che io ho i miei posti tattici, sei nel cimitero austro-ungarico dove c'è questo piccolo parcheggio tatticissimo con tanto di cartello illegale, vedi, il quale va contro il codice della strada italiano, vedi, va contro l'articolo 185 del codice della strada, perché qua il comune di Dobbiaco si inventa un po' le leggi, è un po' fuori legge, è un po' un delinquente, insomma, perché so che sembra una parola forte, però credo che chi va contro la legge italiana è un delinquente, perlomeno, insomma, secondo la lingua, no? E in questo parcheggio tattico che io già conosco hai un sentiero altrettanto tattico che ti porta al lago di Dobbiaco. Il sentiero è molto wild e la distanza è di 3 km scarsi, quindi è veramente il massimo. Bisogna solo un attimo magari far intervenire qualche legale, magari con l'associazione del coordinamento camperisti, per sistemare un po' questa cosa, insomma, che è un po' antipatica. Insomma, si creano le leggi in Italia, la gente cerca anche di rispettarle e poi i comuni sono i primi a andare contro la legge italiana. È sbagliata sta roba, è un brutto esempio, ragazzi, è veramente un brutto esempio. I miei vicini non lo conosco, i vicini, guarda che non sia il vicino col tipo, che quei cattivi. Ciao Aki, guarda, vieni. Che stufa, mi sono avvicinato piano. Beh, Olfo, di che non te porte, guarda che razza di posti che te porti ogni volta, guarda. No, se una cesetta vedi quasi tutti i cadaveri di quei poretti che ha creduto in Magnaschei e andai a comprare altri poretti che iniziano a entrare un caso, tu capio? Esatto, e purtroppo. E che dopo i Magnaschei, ovviamente, paese sora, noi e mia stupidi, ricordati sempre, ragazzo, che chi che comanda non è stupido, le mie volte più intelligente di te. Quindi chi che comanda infondeva nella gente, nel popolo, il senso della patria, come insegnava Freud, ma anche il senso di difesa della patria. Cioè tu non è che attaccavi o facevi, tu difendevi il tuo popolo da un male che stava arrivando, ma era un male inesistente, perché era un male che credeva che creavano quei 4 disgraziati del Magnaschei, e ancora stanno creando coloro che creano le guerre. È che purtroppo, ragazzo, fino a quando non sconfiggeremo l'ignoranza, la guerra, la sofferenza ci sarà sempre, migliaia, guarda qua, migliaia e migliaia di morti in tutto il mondo, per sempre. E dopo si osa dire che singano tira i piponi. Piponi significa usare a testa, se non te usi a testa diventi succube, devi aprire le gambine. Ragazzi, ce ne sono veramente tanti. E mostruosa è stata anche quella volta, cosa, in Croazia, no, in Macedonia, che c'era, ti ricordi, quell'enorme cimitero militare infinito, e ogni croce è una persona che ha creduto alla menzogna. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita ebbe in cambio una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a passar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore.